Countdown quasi completato. I due vincitori di prove, uno Arazi Bocco, Alessandro Gocciadoro, il campione uscente al record della corsa della pista. Due Cockstyle, Antonio Di Nardo, due importazioni di proprietari italiani dal nord Europa a grosso successo. Macchina che prende graduale velocità, va per lasciare i concorrenti. È partito il race-off del campionato europeo. Arazi Bocco tiene la figura a sinistra di Cockstyle. I primi 100 metri sono veementi. In bocca della prima curva con Arazi Bocco in vantaggio, Cockstyle all'esterno. 200 iniziali virtualmente in linea in 13,4 da 1,7 al chilometro. Arazi Bocco leader, Cockstyle che gradualmente si ritrae alle sue spalle. Sull'abbrivio i 400 iniziali sono volati in 26,7 e volati significa volati 13,3. La frazione di là, ora quella di maggior rallentamento della corsa, 15,5 per arrivare comunque al parziale dei 600 in 42,2. Arazi Bocco ora è libero di comandare a piacimento. Cockstyle lì nella sua scia, il giro di corsa in 57,5 frutto di un 30,8 di studio. Cockstyle che torna ad affacciarsi all'altezza del salchi di Arazi Bocco che replica accelerando richiesto dal suo interprete. Il chilometro iniziale è passato in 1,12,4 e Cockstyle insiste, Arazi Bocco replica 14,9 la piegata di destra, si va di fronte verso i 1.200 con Arazi che ha mezza di margine nei confronti di Cockstyle, la dritta opposta in 13,3, 28,2 terzo quarto, 1,25,7 e tre quarti di miglio, sempre quella mezza lunghezza, ma Cockstyle è sempre lì a lato di Arazi Bocco a 250 metri al termine. Arazi a mezza di margine, Cockstyle che ritorna all'attacco a 150 dalla conclusione, Arazi di dentro, Cockstyle al largo, Arazi Bocco, Cockstyle, Arazi Bocco che nel tratto ultimo si svincola da Cockstyle e tiene quella lunghezza. Tutti e due accomunati da un grande applauso. Uno 54,2, uno 11,1, mica tanto di più rispetto all'anno scorso, solo 5 decimi, ma ora come allora il vincitore è Arazi Bocco, 12 anni e davvero non sentirli. Alessandro Gocciadoro, tanto per cambiare, sul gradino più alto del podio. Nulla, davvero nulla si possono imputare Cockstyle, Antonio Di Nardo e tutto il team della Santese, perché ci hanno provato dal primo all'ultimo metro, ma a alzare la brusta sul palo, a lanciarla per aria è Alessandro Gocciadoro, del quale andremo a prendere le impressioni da qui a qualche istante in premiazione.